Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Si riscrivono le regole della zona bianca. Oggi i governatori delle regioni si riuniranno per valutare le nuove misure che aiuteranno a contenere la diffusione del virus, favorendo comunque il turismo e la socialità. L'obiettivo è una sorta di zona bianca rafforzata. Si farà in particolare attenzione a contrastare la movida incontrollata. Le regioni si preparano a scrivere le regole per una sorta di zona bianca rafforzata. È uno dei temi che sarà affrontato oggi nel corso del confronto tra governatori. Ieri sera il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha smentito con un tweet che si stia lavorando ad una proposta che prevederebbe il coprifuoco a mezzanotte in zona bianca. Ci riuniremo domani, dicendo di oggi, ha scritto, per iniziare la discussione, quindi la notizia è priva di ogni fondamento. Oltre ad alcune misure per tenere sotto controllo la movida, così da evitare la risalita dell'incidenza dei contagi da Covid e quindi una retrocessione di colore, si valuterà anche la possibilità di alleggerire le agende vaccinali nelle 2 settimane centrali di agosto. L'obiettivo è quello di favorire il turismo, evitando il rientro dalle località delle vacanze per il richiamo o per la prima dose. A tentare di trovare la sintesi tra le diverse posizioni delle regioni sarà il presidente Fedriga. A spingere sono soprattutto Lombardia, Veneto e Piemonte. Le regioni a traino leghista confidano nel ministro del Carroccio Massimo Garavaglia, che ha la delega al turismo. In questo modo si potrebbe superare l'impasse con il commissario straordinario Figliuolo rispetto all'ipotesi di vaccinazioni direttamente nei luoghi di vacanza. Intanto il premier Mario Draghi ha fatto sapere che il Green Pass sanitario europeo sarà pronto a metà giugno, lo ha detto al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. Draghi chiede all'EMA un'indicazione sulla possibilità di cambiare i vaccini tra prima e seconda dose. L'UE evidenzia il miglioramento della situazione epidemiologica generale, ma invita a rimanere vigili sulle varianti. Di sequestro in Friuli Venezia Giulia dei vaccini AstraZeneca, lotto ABV 2856 che erano stati ritirati in marzo a seguito della morte di un sottufficiale della Marina Militare. I vaccini si trovano a Pordenone, dove saranno restituiti dai carabinieri del NAS di Udine agli hub vaccinali. Sono in corso su tutto il territorio nazionale da parte dei NAS le operazioni di dissequestro e restituzione dei vaccini AstraZeneca lotto ABV 2856 che erano stati sequestrati nel marzo scorso su disposizione dell'autorità giudiziaria a seguito della segnalazione riferita al caso con esito fatale di un sottufficiale della Marina Militare. In tutta Italia il dissequestro riguarda 30.000 dosi, alcune delle quali si trovano a Pordenone. A procedere alla restituzione nella nostra regione saranno quindi i militari del nucleo antisofisticazione e salute di Udine. La Procura di Siracusa è stata tra le prime in Italia a deviare le indagini a seguito dei responsi analitici pervenuti dall'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica e Ambiente olandese e dal Centro Nazionale per il Controllo e la Valutazione dei Farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma. Le analisi svolte in un contesto investigativo ad alto tasso tecnico hanno stabilito che i lotti, oltre a essere corrispondenti per natura, caratteristiche e composizione con gli altri lotti di vaccino anti-Covid-19 analizzati, rispecchiano pienamente i parametri qualitativi e sono conformi al dossier di registrazione approvati dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Le dosi dissequestrate saranno restituite ai responsabili di ciascuna struttura sanitaria dove erano custodite nel pieno rispetto delle linee guida sulla modalità di conservazione per garantire la catena del freddo e saranno destinate nuovamente agli hub vaccinali. Anche il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi oggi si è vaccinato. Ognuno di noi deve fare la propria parte nella lotta al Covid, ha scritto sui social l'assessore alla salute postando le foto della somministrazione. Vaccinarsi è un gesto di rispetto anche verso il prossimo, è indispensabile per tutelare la comunità e per la ripartenza del paese. Non abbassiamo la guardia, vacciniamoci.
Lutto nel mondo del calcio friulano e italiano. Nella notte è scomparso nella sua casa in Versilia l'ex terzino dell'Inter e della nazionale Tarcisio Burnic. Nato a Ruda il 25 aprile 1939, era stato soprannominato Roccia per la sua prestanza fisica dal compagno di 1000 battaglie Armando Picchi. Burnic era stato colpito da un ictus 3 settimane fa. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate e nella notte è sopraggiunto il decesso. Era considerato uno dei difensori più forti degli anni 60. Dopo le giovanili, l'esordio in A con la maglia dell'Udinese, Bonimperti lo volle alla Juventus nel 1960 e con i torinesi vinse lo scudetto nel 1961 prima di passare all'Inter di Helenio Herrera. Nella sua storia nerazzurro ha conquistato 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe intercontinentali. Importante anche il suo contributo in nazionale, con cui era stato campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970. Il cordoglio del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ci ha lasciato Tarcisio Burnic, la Roccia. Dall'Udinese ai successi con l'Internazionale è stato tra i più forti difensori del calcio italiano. Fedriga sui social: alla famiglia, il mio cordoglio personale e quello di tutta la giunta regionale. Sono in corso da questa mattina a Latisana le ricerche di una donna di 56 anni di Castello di Strada che non dà notizie di sé da ieri mattina. È scattato così il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse con l'allestimento di una unità locale di comando dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Latisana in prossimità della sede. Collaborano alle ricerche la Protezione Civile, i sommozzatori, le unità cinofile, carabinieri, la Polizia Locale di Stato, l'unità speleo alpino fluviali e per dei sorvoli dall'alto l'elicottero proveniente dal nucleo volo di Venezia. Un bambino di poco più di 10 anni è stato accolto all'ospedale di Monfalcone nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere caduto dalla sua bicicletta con la quale stava facendo un giro all'interno di un campo da basket a Fiumicello Villa Vicentina. Ha riportato seri traumi ma non è in pericolo di vita. Scampanota d'orsi in festa lo scorso fine settimana nel piccolo borgo di Raspano a Cassacco. Dopo una bimba è stata battezzata 1 anno dalla nascita. Le campane a festa con il loro suono gioioso ci danno una nuova speranza dopo tanti lutti e tanto dolore, dicono il padre della piccola e il sacerdote che ha impartito il sacramento. Personalmente ho sempre creduto che bisogna dare dei segnali positivi per uscire da una forma di inedia che esiste e quindi questo momento qui dove portiamo i nostri bambini alla Chiesa e dare dei segni anche di continuità di una tradizione di fede è un segno proprio, ecco, di speranza e di vita. E abbiamo bisogno di questi momenti perché ci fanno aggregare, ben sperare, perché i bambini sono la vita dei nostri borghi, dei nostri paesi. Quindi a 1 anno, no, quasi, siamo riusciti a fare finalmente il battesimo, abbiamo deciso di fare nella chiesa di Raspano, tra l'altro il mio paese nativo, e quindi così anche per dare un segno alla comunità comunque di rinascita, di rinizio, no, per tutti, insomma, che sia positivo anche l'anno, dopo tutte le cose che sono successe, le restrizioni che ci sono state. Il scampanotio e le campane io le so distinguere, quella di Treppo quando suonano, quella di Colalta quando suonano, quella di Raspano, quella di Martinazzo, quella di Conoglano, Cassacco, sì, io le riconosco tutte quando suonano. Era il nonzolo che ci aveva detto quando è da suonare venite voi bambini, no? Per l'amor di Dio, via, eravamo in 3, eravamo sempre a suonare. Sul campanile della chiesa sono ospitate 3 campane intonate in scala di Mi, di Mi. Le note sono Mi, Fa e Sol. Allora, sono state fuse nel 1950 e la grande è stata rifusa nel 1959. Sono dedicate, di solito tutte le campane hanno una dedicazione a dei santi, no? Quelle di Raspano, allora la piccola è dedicata a Santa Lucia, la mezzana alla Madonna e la grande a San Marco. Mancano ormai pochi interventi per rendere visitabile da parte di turisti e studiosi uno degli opifici più significativi legati alla vecchia storia industriale di San Vito, l'ex essiccatoio Bozzoli. Installato il sistema di illuminazione sarà possibile musealizzare le stanze al primo piano recuperate integralmente dal Comune.
Elemento fortemente caratterizzante del patrimonio edilizio sanvitese non solo per il suo valore architettonico, ma anche per la sua identificazione con il territorio, l'ex essiccatoio Bozzoli di San Vito al Tagliamento continua a essere al centro di interventi di ristrutturazione. Il comune lo ha acquistato nel 1994 per poi avviare in più lotti il suo recupero. Oggi è destinato già in parte a spazio di aggregazione giovanile, a uffici di servizio per la comunità e a zona dedicata a mostra di arte contemporanea. Una parte, quella che compone il cuore del vecchio opificio, le cui macchine sono state integralmente ristrutturate, sarà presto visitabile. Questo l'intendimento della giunta di Bisceglie, che sta lavorando al sistema di illuminazione e anche alla ricreazione della lavorazione del bozzolo, così da rendere immediatamente comprensibili le fasi di cottura, essiccatura e tessitura della seta. Grazie alle prime giornate del FAI 2021, promosse dai volontari di Pordenone, questi spazi sono stati aperti in forma straordinaria a metà maggio ed è stato possibile vedere non solo la stanza delle vasche a piano terra, ma anche la vecchia centralina di alimentazione installata al servizio dell'opificio. Il grande stabilimento, a 3 piani, aveva ampi spazi. Al piano terra sono tuttora presenti il vano con le stufe e un altro con le vasche per l'essiccazione dei bozzoli. I 2 piani superiori, un tempo adibiti alla lavorazione e alla conservazione dei bozzoli dopo il recente restauro, ospitano attività e uffici dell'amministrazione comunale, ma mostrano ancora chiaramente riconoscibili la struttura e la finalità dell'edificio. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea, mentre l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.